Tragedia questa mattina a Negral, nel Veronese, un monomotore Cessna è precipitato in un bosco e si è incendiato, morti 2 veronesi, l'istruttore e l'allievo. Lista dell'Interpol con i nomi di 50 combattenti dell'ISIS sbarcati in Italia a bordo di barconi, lo rende noto il The Guardian Online. Il governatore Zaia, speriamo che questo svegli le belle addormentate. I carabinieri di Venezia hanno sgominato una banda di scassinatori di slot machine originari dell'Est Europa che operavano nel Veneto, 5 le persone finite in manette. Polemica dopo la presentazione delle liste, resa dei conti stasera in Casa Lega a Treviso con i 25 politici che avevano presentato la candidatura. Continuano le polemiche sulla lista elettorale e il disappunto di tanti esclusi, il commento del direttore di Antena 3 Luigi Bacciali sul rischio della grande astensione. Furto in un santuario di Bonisioro nel Trevigiano, trafugata la riproduzione delle corone della statua della Madonna e del Bambino Gesù, atto vile, commentano i residenti. Sono proseguiti fino a tarda sera i controlli nel Cannabis Store di Venezia, alla fine è stato deciso di chiuderlo provvisoriamente, ma non si placano le polemiche. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est. Dunque in apertura la tragedia avvenuta questa mattina nel Veronese, un aereo da turismo Cessna, monomotore è precipitato ed ha preso fuoco. Morti i 2 occupanti, si tratta dell'istruttore Prospero Antonini, 69 anni, ex pilota all'Italia, e l'allievo Lino Lavarini di 61 anni. Vediamo. I testimoni hanno sentito un boato, poi hanno visto l'aereo da turismo Cessna precipitare al suolo e prendere fuoco. Il velivolo è caduto ad Arbizzano di Negrare in un bosco della Valpolicella. La tragedia è avvenuta alle 10:50. Sul posto si sono precipitati 5 mezzi dei vigili del fuoco con 2 squadre SAF Speleo Alpino Fluviali, il suo M118 con l'automedica ed i carabinieri. A terra, fra gli alberi, i resti del Cessna, il fuoco ed i corpi senza vita degli occupanti. Le vittime sono Prospero Antonini, 69 anni, ex pilota all'Italia, residente poco lontano dal luogo della tragedia, e l'allievo Lino Lavarini, 61 anni, che doveva rinnovare il patentino. L'aereo era decollato dall'aeroporto di Verona, Bosco Mantico, e doveva atterrare a Tiene. Appena saputa la notizia, i tantissimi amici si sono precipitati sul luogo del disastro. Immediatamente l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta sull'incidente e ha subito disposto l'invio di un investigatore per capire cosa sia accaduto. Alla cloche si trovava l'allievo che stava effettuando un volo di istruzione. Accanto sedeva Antonini, pilota esperto con alle spalle oltre 20.000 ore di volo. Non solo, ma era anche abilitato come istruttore per piloti di Boeing. Il 69enne abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente, mentre Lino Lavarini, 61 anni, viveva a Torbe, frazione sempre del comune di Negrar. 2 comunità in lutto, disperazione, anche l'aeroclub di Boscomantico, dove erano molto conosciuti. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area, poi hanno recuperato i corpi delle 2 vittime. Saranno l'inchiesta e gli accertamenti a chiarire le cause di questa tragedia. Ed ora l'allarme infiltrazioni ISIS in Italia. Secondo un quotidiano online inglese, l'Interpol avrebbe diffuso un elenco di 50 combattenti turchi del califfato giunti sulle nostre coste a bordo dei barconi. Vediamo. Un lungo elenco, 50 nomi di sospetti combattenti dell'ISIS, tutti di nazionalità turca, che sarebbero arrivati negli ultimi mesi sulle coste italiane a bordo di gommoni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Guardian Online, la lista sarebbe in mano all'Interpol e sarebbe stata inviata il 29 novembre al Ministero dell'Interno, che lo avrebbe successivamente girato alle agenzie antiterrorismo in Europa. Il documento mostrerebbe nomi, cognomi e date di nascita dei sospetti terroristi. Il Viminale però fa sapere che non trova alcun riscontro l'informazione di 50 combattenti stranieri approdati sulle coste italiane e appartenenti all'ISIS. Quanto riportato dal quotidiano online riaccende, se mai si fosse spenta, la polemica sugli sbarchi nel nostro paese. Nella discussione interviene anche il presidente del Veneto Luca Zaia. Spero che l'Interpol sia riuscita a risvegliare le belle addormentate nel bosco. In tanti, me compreso, ci avevano provato inutilmente fin dall'esplodere del fenomeno migratorio verso le coste italiane. Il timore di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori, che era fondato e che anch'io espressi anche in tempi lontani, continua Zaia, ora trova conferme da una fonte indiscutibile. Conferme preoccupanti rispetto alle quali ci sarebbero molti interrogativi da porre a coloro che, sin da allora,
sostennero che si trattava solo di bravi ragazzi, che i veri terroristi arrivavano in aereo e che chi diceva il contrario era allarmista senza fondamento. A loro, conclude il presidente del Veneto, chiedo ora se ritengano bravi ragazzi anche i 50 componenti dell'inquietante lista dell'Interpol. Ed ora ci spostiamo nel veneziano. Sgominata all'alba di oggi la banda di ladri specializzata in spaccate nei bar e nelle sale slot. In un anno avevano messo a segno oltre 20 colpi nel veneziano ma anche nel padovano. I dettagli. Eccoli i predoni dei bar e delle sale slot, banda di romeno e un moldavo da oggi agli arresti. Agivano con la tecnica ricognitiva e poi assaltavano i locali sempre con lo stesso modus operandi. Oggi sorpresi nel sonno all'alba nel blitz dei carabinieri con oltre 60 uomini impegnati in seguito all'indagine condotta dal procuratore aggiunto Stefano Ancillotto. La banda da maggio 2016 aveva messo a segno 25 colpi in locali del veneziano e del padovano e ripetuti con cadenza settimanale. Oltre 130.000 euro di guadagno al netto, cioè di soldi in contanti, e voi considerate però il danno subito, l'enorme danno subito dai proprietari degli esercizi commerciali che si vedevano costretti anche a dover poi anche riparare tutto ciò che veniva devastato. Le spaccate a Mestre e Marghera lungo tutto l'asse del Milanese, Mira, Zianigo, Santa Maria di Sala, Pianiga, nella Venezia orientale, a San Donà e Musile e quindi nel Padovano, a Campo San Piero e Campo d'Arsego. In carcere un moldavo di 45 anni e 3 romeni, rispettivamente di 28, 31 e 30 anni, quest'ultimo pure papà di un bimbo piccolo, tutti con casa Mestre di Cruni in centro storico, tranne il quinto che invece abitava a Borgoricco, un trentenne finora incensurato. Tutti avevano anche reinvestito i loro proventi nei paesi d'origine. L'appello dei carabinieri a denunciare ogni tipo di reato predatorio e non soltanto. Questa è la dimostrazione che invece con l'impegno, con la determinazione e la collaborazione di chi ci ha aiutato a ricostruire queste fasi di questa organizzazione criminale è la dimostrazione che queste persone verranno punite. Continuano le ricerche dei malviventi che hanno aggredito l'87enne a Torre di Mosto. Nel frattempo parenti ed amici cercano di aiutare l'anziano che vive da solo. Continua la caccia ai responsabili della brutale aggressione ai danni di Angelo Pupin, l'87enne di Torre di Mosto, aggredito sulla soglia di casa per portargli via il portafoglio con appena 100 euro. I carabinieri sono sulle tracce degli autori del pestaggio che ha causato all'anziano un trauma cranico e la frattura del bacino. Nel frattempo Angelo è fermo a letto, cerca di dimenticare. La sua convalescenza durerà almeno 6 mesi, considerando l'età avanzata. È la frattura al bacino che desta maggiore preoccupazione. L'anziano deve rimanere immobile perché qualsiasi movimento gli provoca dolore e il dolore gli fa tornare alla mente quella terribile aggressione. Mangia e cerca di dormire. Dice solo, ci ha riferito suo nipote, che si considera uno sfortunato, come se quanto gli è successo fosse colpa sua. 2 malviventi che dalla truffa sono passati all'aggressione senza alcuna pietà, sbattendolo a terra sull'ingresso di casa, vittima di una violenza cieca e brutale per appena 100 euro. In tanti si sono recati in questi giorni a casa di Angelo per sapere quali siano le sue condizioni. Alcuni parenti gli hanno portato una poltroncina sanitaria per quando l'uomo riesce a stare seduto. I pochi familiari che lo assistono però chiedono di essere aiutati. Angelo necessita di altre cose. Dovrà rimanere a letto per 60 giorni. Adesso vediamo dopo le conseguenze del fatto. Avete bisogno di assistenza? Abbiamo bisogno di tutto perché è una persona che vive sola e si può immaginare il dramma che si crea. Adesso cerchiamo di trovare un letto e con le spondine. Adesso è a letto, cosa dice? Adesso è a letto, abbiamo dato un po' da mangiare e cerchiamo di fare il nostro meglio, ecco. Continuano le polemiche sulle liste elettorali e il disappunto dei tanti esclusi. Il commento del nostro direttore di Antena 3 Luigi Bacialli sul rischio della grande astensione.
Concluso questo indecente spettacolo delle liste e dei candidati, andremo a votare. Ma chi andremo a votare il 4 marzo? Andremo a votare dei catapultati, dei paracadutati, gente che col territorio in cui si vota non c'entra niente. In Veneto arrivano dalla Lombardia, in Lombardia arrivano dalla Calabria. Un pasticcio enorme, una situazione provocata da una legge elettorale inqualificabile, non so come definirla, il peggior porcellum che sia stato fatto fino ad ora. E chi sono questi candidati? Avete visto le liste? Sono tutti dei fedelissimi, sostanzialmente o sono fedelissimi o sono irrilevanti, in modo che costoro non possano disturbare il manovratore, perché questo hanno voluto i segretari di partito che scelgono i candidati alla faccia nostra, alla faccia del popolo sovrano. Vogliono persone molto duttili, molto obbedienti, che se dovessero sbagliare verrebbero ovviamente castigate al prossimo turno. Questo è il sistema grottesco, inaccettabile che è stato messo in piedi con questo famoso Rosatellum. E allora molta gente giustamente si arrabbia sul territorio. Per esempio ci sono giustamente tanti uomini politici dell'uno o dell'altro partito che sono scontenti, ma dovevano aspettarselo. Se decide il capataz di turno, se non decide l'elettore, come si può pensare che venga premiato il merito, che vengano premiate le capacità di politici locali apprezzati e stimati? No, viene premiato il politico che non dà fastidio, il politico che sarà pronto ad eseguire gli ordini della casta che continua a perpetuarsi e a rinnovarsi. E allora cosa succede? Per esempio abbiamo avuto dei casi eclatanti, la Rubinato esclusa perché ha voluto anche lei l'autonomia e allora viene subito castigata, e tanti leghisti delusi perché dice gli uomini di Zaia non sono stati candidati, e lo credo, c'è Salvini che vede Zaia come un pericolo, allora non piazza sul territorio e in Parlamento degli uomini di Zaia, piazza i suoi. È tutto così, no? È tutta una guerra per bande, una questione indecente, veramente raccapricciante ormai. Allora io mi sono, e parlo a titolo personale, non da giornalista ma da cittadino, mi sono stufato di sentir dire che bisogna andare a votare. Parliamone almeno, vediamo se bisogna per forza andare a votare, perché si deve andare a votare se le regole sono chiare, se c'è rispetto, un minimo rispetto degli elettori. Se invece si fa come si potrebbe fare con un allenatore al quale si dice: sei l'allenatore di questa squadra, però in campo li metto io i giocatori e non tu, beh, allora c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di inaccettabile, ed è sempre peggio perché ci sono i listini che più bloccati non si può, e i capilista pure sono scelti anche quelli dalla nomenclatura. Allora il 4 marzo, se dovesse esserci un'astensione enorme, se ci fosse un'astensione oltre il 50%, questo voto sarebbe valido? No, non sarebbe valido. E allora si costringerebbe questi signori a rifare una legge elettorale e a rimandare il cosiddetto popolo sovrano, ma in realtà popolo bue, a votare. È un'ipotesi, non è un auspicio, è un'ipotesi che però prende piede perché si ha a che fare veramente con una categoria di politici che sono davvero il peggio del peggio ormai, perché non hanno nessunissima stima, nessunissimo rispetto dei cittadini. Ringraziamo il direttore, andiamo avanti con il telegiornale, continuiamo con la polemica in casa Lega dopo la presentazione delle liste, delusione tra gli esclusi. Ieri ai nostri microfoni il duro attacco del sindaco di Arcade Presti. Nel prossimo servizio invece la replica del segretario provinciale Coin, che per stasera ha convocato un incontro con i 25 che avevano presentato la loro candidatura. Vediamo. Ho già convocati questa sera tutti i 25,
persone che hanno firmato l'accettazione di candidatura. Stasera al K3, sede di Villorba della Lega, la resa dei conti. L'incontro voluto dal segretario provinciale Dimitri Coin per tentare di spegnere le polemiche innescate dopo la presentazione delle liste. Vogliamo capire con che criteri siano state compilate, aveva detto ai nostri microfoni Nico Presti, sindaco di Arcade rimasto fuori dalle candidature. Mi sembra, aveva aggiunto il primo cittadino, che le persone vicine a Zaia, come sottoscritto, siano state penalizzate. Fare queste osservazioni mi fa ritornare indietro di qualche anno, quando c'erano quelli protosi, quelli controtosi. In realtà ci sono uomini della Lega che stanno lavorando per il territorio, riconosciamo tutti e siamo tutti molto vicini al governatore, quindi dire che ci sono uomini di una parte e uomini dell'altra vuol dire non aver capito ancora che cos'è la Lega Nord. In lista, spiega Coin, ci sono 3 sindaci, un ex senatore, un ex assessore regionale e un segretario provinciale, nomi di tutto rispetto come quelli rimasti fuori. Liste che sono state composte dal nazionale assieme al federale con alcune indicazioni anche da parte dei provinciali. Ritengo che le persone che sono in lista siano persone di assoluto valore, tanto quanto quelli che purtroppo non sono entrati in queste liste. Li liquida come malumori normali il segretario trevigiano, malumori che però dice fanno male. Credo siano dei mal di pancia fisiologici che alla fine vengono fuori, però insomma sentire anche quello che si è sentito ieri sera dispiace e fa male. Dispiace che chi ha già un ruolo all'interno della Lega si esprima così, me lo sarei aspettato da parte magari del militante che ha sempre lavorato. Candidature scelte in base ai sondaggi, ecco la schiera di Forza Italia. Forza Italia schiera i big in Veneto. Da Arcore Berlusconi ha classificato i seggi in base ai sondaggi e i forzisti nella nostra regione si portano a casa 8 collegi a 1, per intenderci quelli dati per vincenti contro gli 11 della Lega Nord. I collegi del Veneto sono tutti nella fascia A e insomma il 90% sono a 1, quindi io sono convinto, e questo è un po' l'impegno che anche con Tony D'Arè ci siamo dati, di lavoro comune, che si possa fare cappotto e che si possa avere appunto la maggioranza, la totalità dei collegi vincenti. E proprio nel collegio considerato A1 dell'Alta Padovana e Bassanese è stato schierato per l'uninominale al Senato il fedelissimo di Berlusconi, l'avvocato Nicolò Ghedini. Nessun partito può avere tutti i collegi a propria disposizione, ecco, ad esempio facendo riferimento all'Alta Padovana. È chiaro che la Lega ha i candidati e ha indicato i candidati che ricopriranno per la Camera il collegio di Vigonza e il collegio di Bassano e noi avevamo l'incarico di indicare il candidato per il Senato che ricopre questi 2 collegi della Camera. Le polemiche interne al partito però non sono mancate. Con il caso Donazzan, l'assessore regionale ha accusato il partito di aver penalizzato le donne. Un caso che per quel che mi riguarda non esiste, nel senso che si è fatto un ragionamento immediatamente, alla luce soprattutto del fatto che il gruppo in regione si era affievolito con la partenza di un consigliere regionale, quindi con Elena si era ragionato da subito perché fosse più importante insomma, che lei rimanesse in regione a fare l'assessore. L'ex senatrice Casellati invece correrà a Venezia per l'uninominale al Senato. Alla Camera invece per l'uninominale di Abano Terme ci sarà Lorena Milanato. Nei plurinominali sempre per la Camera si vedono anche Marco Marina, Roberto Caon, Eleonora Mosco e l'imprenditore Fabio Franceschi di Grafiche Venete. Intanto si sono presentati oggi candidati in corsa nella Marca per Liberi e Uguali, la formazione di sinistra riunita intorno a Pietro Grasso, in primo piano i temi del lavoro e dell'ambiente. Una forza civica progressista, ambientalista e di sinistra. Riassume così Liberi e Uguali la sua identità e i suoi obiettivi presentando i candidati in corsa nella Marca per Camera e Senato. Un elenco di nomi e volti, noti e meno noti, che rappresenta il mondo dell'associazionismo, del pacifismo e dell'attivismo verde. Stiamo rovinando il nostro pianeta e quindi ci vuole un grande piano di investimento ecologico. Per esempio investiamo per la sicurezza del territorio, non possiamo poi lamentarci quando abbiamo la pioggia, le alluvioni, i terremoti e crollano le nostre case, con tutto quello che succede poi dal punto di vista della vita delle persone. Tema ambiente che va di pari passo a quello dei trasporti. Oggi purtroppo soffriamo di un trasporto pubblico inefficiente e molto costoso per i cittadini e di un trasporto su gomma in un'area industrializzata come il Veneto diventa purtroppo
necessario. E poi il nodo lavoro che interessa drammaticamente anche il territorio veneto. Il lavoro è sempre stata una questione che ha dato identità alle persone nel Veneto. Ecco, dobbiamo ridare dignità e valore al lavoro e ridare la possibilità di una prospettiva economica che, ripeto, dia valore a quello che il Veneto ha sempre saputo fare. In corsa amministratori locali come l'ex SEL Said Caibi, consigliere comunale dell'amministrazione Manildo. Aver amministrato questa città mi ha dato, come dire, anche degli strumenti in più per capire come la politica oggi non possa essere gestita solo all'interno di un meccanismo parlamentare, ma anzi stare dentro la sala dei bottoni a Roma in realtà serve per migliorare il proprio territorio. Ecco, l'ambizione mia è quella di essere padrone a casa mia. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Reintrodurre l'articolo 18, così il candidato al Senato di Potere al Popolo Gianluca Schiavone ieri sera a 20:10. Per noi l'articolo 18 è un punto fondamentale da reintrodurre e da estendere. Fatemi fare anche un'altra parte. Per fare ripartire l'Italia, la libertà di licenziare non è un punto che fa ripartire l'economia in Italia. Chiunque, qua faccio anche io il grillino, chiunque, qualsiasi imprenditore ve lo spiega. Non esiste che attraverso una maggior facilità di licenziare l'economia riparte. Cioè che lei dice che sia da stimolo, sì, ho capito. Assolutamente no, l'economia riparte magari se l'impresa piccola e media ha più facilmente accesso al credito, ma è tutta un'altra vicenda. Ci spostiamo a Padova con la cronaca, hanno bucato il muro con 2 picconi, poi sono entrati spaccando utensili e macchinari, un raid vandalico più che un furto, quello commesso in un bar di Cadoneghe. Un buco di quasi 1 metro nel muro della cucina, cocci dappertutto, danni ancora danni, calcinacci sull'affettatrice, sul forno per toste e panini, piatti e stoviglie rotti. Una devastazione quella che si è presentata martedì mattina all'alba agli occhi di Simonetta Alessandro, madre e figlio, titolari del bar Roma di Cadoneghe. Complici il buio e la nebbia fitta di questi giorni, oltre che la provinciale chiusa da ottobre, i malviventi hanno agito indisturbati durante la notte. Al loro arrivo Simonetta e Alessandro non volevano crederci. La cucina era totalmente sfasciata, calcinacci per terra, un buco incredibile fatto sul muro, una scena pressoché da film. Il lavoro va avanti, nel locale sono già all'opera per riparare i danni. Ingenti, raccontano Simonetta e Alessandro, almeno 5.000 euro a fronte di un bottino di poche centinaia di euro, il fondo cassa del bar come del vicino distributore autolavaggio. Anche in una banca fanno un danno del genere, cioè, chi è entrato non so cosa sperava di trovare. Tanta rabbia e paura. Rabbia tanta, perché comunque sia si crede di essere sicuri all'interno del proprio ambiente e invece ci si rende conto che è tutto il contrario. È la primissima volta in 9 anni e come prima volta è stata anche molto chiara, anche molto difficile. Danni che si aggiungono ai danni se la caffetteria è aperta, la cucina resterà inagibile almeno per una settimana e il bar ha già dovuto fare i conti con la chiusura della strada. Noi qua è dal 7 di ottobre che ci hanno chiuso la strada e ci hanno messo parecchio in difficoltà lavorativa perché gli incassi sono quello che sono. Ci mancava questa adesso per concludere. Si sperava di iniziare con un anno diverso. Si sono provati ma ancora il lavoro lo devono anche i clienti che si sono rimboccati le maniche e hanno dato subito una mano. Se stavo per conto mio avrei chiuso tutto, me ne sarei andata. Invece dai c'è chi è andato a prendere il camion, chi la carriola, si sono messi a pulire, a portare via i calcinacci, sono stati veramente carini. I carabinieri forestali di Verona hanno denunciato i titolari di un allevamento di cani di razza per detenzione in condizioni incompatibili di oltre 180 cani di varie razze. Gli animali erano stipati dentro box, cassonetti per la frutta e addirittura in alcuni acquari al freddo, alcuni in condizioni di isolamento, in condizioni carenti sotto il profilo igienico-sanitario. Dal controllo amministrativo degli animali intestati ai 2 titolari è emerso inoltre che altri cani per la riproduzione erano stati portati in un capannone a Isola
la Rizza e anche questi in condizioni igienico precarie. I carabinieri hanno sequestrato 26 madri e 27 cuccioli che ora sono stati consegnati in custodia giudiziaria al rifugio di Merlare, che sta provvedendo all'affido temporaneo ai privati. Sono sparite dal santuario della Beata Vergine delle Grazie a Bonisiolo, in provincia di Treviso, la riproduzione delle corone della statua della Madonna e del Bambino Gesù. Atto vile, commentano i residenti. Sentiamo. 3 furti nel giro di pochi mesi, a sparire le coroncine nelle statue delle chiese, forse colpi su commissione. Certo è che nella giornata di ieri qualcuno è entrato nel santuario della Beata Vergine delle Grazie a Bonisiolo ed ha portato via la riproduzione delle coroncine che si trovavano nella statua della Madonna e sul Bambino Gesù. Immediata la denuncia ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Scioccati i residenti, che definiscono questo furto un atto vile. Io penso che sia stato un gesto molto basso, di bassissimo livello, soprattutto per l'importanza che ha per Bonisiolo questo santuario qui. Non possiamo purtroppo entrare in testa della gente, bisogna educare i nostri bambini in modo come si educava una volta, bisogna spiegare le cose giuste, ma purtroppo non è più così. Fra l'altro questo è il terzo furto del genere in pochi mesi. A novembre scorso i ladri sono entrati nella chiesa a Paderno di Ponzano ed hanno portato via la corona d'argento dalla statua della Vergine. Solo un mese dopo, ai primi di dicembre, stesso colpo. Questa volta nel mirino dei ladri finisce la chiesa di Cornuda. Anche in questo caso ad essere portata via è stata la corona dorata della Madonna. Non dovrebbero avere un grande valore economico, ma sicuramente inestimabile il valore per i fedeli. Non solo il parroco, ma i cittadini stessi chiedono a chi ha compiuto questi furti sacrilegi di riportare al più presto il maltolto. Ed ora parliamo del Cannabis Store di Venezia, che ha chiuso i battenti dopo l'intervento dei vigili, ma la polemica non è finita. La lunga ispezione di polizia locale ULS 3 al Cannabis Store di Calle dell'Anconeta si è conclusa dopo le 20 di ieri sera con il sequestro dell'esercizio per quelle che il sindaco Luigi Brugnaro definisce gravi irregolarità. A motivare il provvedimento è la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento comunale di igiene, ovvero acqua corrente, spogliatoio e servizi igienici ad uso del personale. Un intervento definito ipocrita dal consigliere comunale a 5 Stelle Davide Scano, che difende i gestori del discusso punto vendita di prodotti a base di cannabis a basso contenuto di THC. Si spaccia illegalmente in tutto il territorio comunale, che è diventato il fulcro, diciamo, dello spaccio di tutto il Veneto, e poi però si va a perseguire un'attività economica lecita usando in modo ritorsivo, a nostro avviso, la polizia locale. Le stesse irregolarità riscontrate in quell'esercizio sono presenti probabilmente in centinaia di altre attività del centro storico veneziano, nota Scano. La verità è che si è voluto colpire il tipo di commercio. C'è ipocrisia perché in realtà si è voluto colpire questa attività che di per sé sarebbe lecita in base appunto alla legge nazionale, e la si è voluta colpire cercando in modo spasmodico una qualche irregolarità. I controlli di polizia, rileva il Grillino, dovrebbero invece seguire una logica uguale per tutti. Questo uso ritorsivo della polizia locale peraltro è spiacevole perché ingenera una sfiducia dei cittadini verso lo Stato, verso la certezza del diritto. A difesa del Cannabis Store si schiera anche Matteo Secchi di Venezia.com, che ricorda come per secoli la Serenissima fosse nota in tutta Europa per il suo liberalismo, prima di abbracciare una mentalità provinciale che non le appartiene. Quando era grande tutti sanno che Venezia era famosa per avere fumerie, per avere prostitute, cioè un luogo di perdizione. Non voglio auspicare che Venezia diventi questo, no, però fa sorridere questo moralismo fatto in fatalità nel momento più basso della storia veneziana. Noi siamo piccolissimi, ridottissimi e ridicolissimi, e però siamo grandissimi nel fare moralismi a noi stessi e agli altri. Ed è davvero tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Il mese di febbraio si apre con una diffusa instabilità sulle nostre regioni. Vediamo insieme nel dettaglio cosa ci attende per la giornata del 1° febbraio.
Sul Veneto tempo molto instabile sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, con precipitazioni diffuse localmente anche di moderata intensità e deboli nevicate sui settori alpini di confine. Le temperature massime saranno comprese tra i 5 e i 13 gradi, valori minimi tra 3 e 8 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Condizioni di maltempo con piogge diffuse un po' ovunque sulla nostra regione, anche di moderata intensità e con rischio di locali nubifragi. Deboli nevicate sui settori alpini dai 900 1000 metri. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori minimi tra 5 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà molto instabile con molte nubi e qualche precipitazione sui settori meridionali del Trentino, anche a carattere nevoso a quote basse sul resto della regione. Temperature massime che si attesteranno intorno agli 8 gradi, minime tra lo 0 e i 3 gradi. Il mare sarà mosso, localmente molto mosso nel Golfo di Trieste, i venti forti, meridionali, localmente moderati sulla laguna di Venezia. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.